Il silenzio sta diventando il sonnifero sul problema del lavoro, poiché non si riesce ad affrontare adeguatamente l'emergenza occupazione, si cerca di rimuoverla dall'agenda politica relegandola senza far rumore agli ultimi posti delle priorità di governo. Eppure la Regione sa che migliorare la situazione lavorativa significa risolvere la gran parte dei problemi dell'isola. Inizia così l'intervento di Oriana Puzzolu, segretario regionale della CISL, in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori, che si celebra domani. L'obiettivo è quello di combattere contro quella che definisce il rischio del Valium sulle vertenze lavorative. Il leader della CISL prende una dura posizione sull'atteggiamento della giunta regionale in materia di lavoro, neppure una denuncia politica contro un governo che rimanda di 9 mesi gli impegni presi e con la fantasia viaggia senza ritardi sugli aerei DAI per la Sardegna, si legge nella nota. Non sono ben viste le occupazioni di ciminiere e di fabbriche, gesti di disperazione che impressionano l'opinione pubblica, ma preoccupanti imprevisti per i governatori della cosa pubblica. Lavoratori e politici in Sardegna, sottolinea Oriana Puzzolu, camminano su percorsi completamente divergenti. I primi chiedono di riavere oggi il lavoro perduto, vogliono sapere come vivranno i quasi 150.000 disoccupati ormai privi di qualunque ammortizzatore sociale, scardinato dal nuovo welfare renziano ed europeo. Il destino riservato ai giovani tra i 24 e i 35 anni senza lavoro, quando potranno andare in pensione, con quale importo le migliaia di quarantenni rottamati. Quanto alla giunta Pigliaru, continua Oriana Puzzolu, cerca di curare la miopia ma non sa leggere il presente. Dice di voler costruire la Sardegna 2.0 ma non vede i 350.000 poveri che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e a pagare l'affitto della casa. Ogni territorio è mobilitato perché tutta la Sardegna è in crisi, conclude il leader della CISL. Con il sindacato, nonostante tutto, è impegnato a tenere con sempre maggiori difficoltà la protesta entro i limiti democratici. Il 1° maggio 2016 ricorda a tutti che il diritto alla dignità del lavoro rifiuta ogni sonnifero.